oggi è la festa della primavera per la nostra scuola. Questo è un avvenimento che noi abbiamo inserito nel nostro piano dell'offerta formativa e che riguarda soprattutto la tematica del bene comune. Cercare di fare capire agli alunni che le cose pubbliche sono di tutti ma sono anche di ciascuno, e quindi all'interno della scuola abbiamo previsto un progetto Adotta la tua scuola, e come potete ben vedere gli alunni hanno cercato di tenere bene, tenere pulita la scuola e hanno anche abbellito il giardino. Il giardino è pieno di viole rigogliose, e queste viole ci sono perché sono state comprate con il contributo delle famiglie. La giornata di oggi è una giornata conclusiva dei progetti che la scuola sta portando avanti quest'anno scolastico, e soprattutto di un progetto POR che riguardava l'ecologia. Difatti oggi vi è stato anche un convegno sull'agricoltura biologica, abbiamo avuto la presenza del dottore Di Loro, e poi è una giornata quindi a mettere in evidenza questi progetti: il progetto del parlare in italiano, il progetto della drammatizzazione, il progetto dell'arte del riciclo. Quindi era una giornata conclusiva, era una giornata degli alunni. Noi abbiamo messo in evidenza tutto quello che gli alunni hanno saputo fare per questa scuola, la loro crescita umana e culturale, e abbiamo la pretesa che questo modello che questa scuola sta attuando possa essere esportato anche nel territorio, perché l'azione educativa della scuola alla lunga dovrà far sì che anche il territorio di Favara possa cominciare a cambiare e i risultati positivi si possono vedere anche fuori dalla scuola, con una Favara più vivibile, con una Favara dove il senso civico sia più sviluppato, con una Favara che sia antimafiosa, che è una Favara che sia a misura d'uomo e possa dare la possibilità a questi nostri giovani di inserirsi attivamente nella società per lavorare e per migliorarla. Il progetto Adotta la tua scuola è iniziato come un nostro obiettivo, quello di migliorare l'ambiente, ma anche di sensibilizzare tutti i ragazzi, perché i ragazzi vedendo il bello migliorano, vedendo il bello non sono portati a distruggere, perché qui a Favara purtroppo c'è la mentalità che, essendo che ormai le cose vanno per come sono andate, non si può migliorare. Invece noi abbiamo lo scopo educativo di educare i ragazzi a migliorare l'ambiente, a crederci ancora, avere il grande sogno, come diceva Martin Luther King, che qualcosa può cambiare.